Monte Carlo Fashion Week 2023, assisteremo a delle sfilate da rimanere estasiati e incantati. Rimanete con noi. Nicolò Tonetto. Nicolò, qualcosa sul tuo brand, qualche battuta e poi sentiamo anche il tuo staff, il tuo team. Sì, io andrei subito sul team, visto che sto tenendo già dei tacchi di una modella, però... Sei indaffarato oggi, anche te fai di tutto oggi. Allora, sentiamo qualcosa in tedesco così proprio sembriamo super internazionali. Ich kann ein bisschen Deutsch sprechen. So dire solo questo. Ah, va bene. Ci accontentiamo, comunque siamo internazionali in ogni caso. A parte tutto... Portoghese, spagnolo. Portoghese. Portoghese, ok, cosa ti fai una domanda? Il brand di Nicolò o di Nicolò stesso, dai, una... Nicolò, ele é estilista internacional, ele abriu a sua loja em Milão e agora a gente está tentando abrir mais loja no mundo. A gente chegou agora aqui no Mônaco e espero que vocês gostem dos seus vestidos. Allora, bellissimo il brasiliano, ovviamente una pronuncia fantastica, molto sexy. Qualcosa abbiamo capito, Nicolò, ma abbiamo anche lo spagnolo, quindi super internazionale. La marca Nicolò Tonetto es una marca internacional, genderless, para todas las tipologías de personas y se puede encontrar en Milán y en Marbella, Jesolo y Brescia. Como e Como. Allora, Como. Nicolò. E io, come in inglese, in spagnolo si dice lui. Nicolò Tonetto. A presto. Ladies and gentlemen, please welcome Philippe Monte Carlo.
Fit Me Monte Carlo.
E durante questa pausa, in una giornata veramente intensa di appuntamenti, un'ospite gradita del nostro gruppo, la direttrice di MC Event and Management, Donatella Ferraris, qui con me, e abbiamo insomma delle domande da rivolgergli sugli eventi che insomma ci sono in calendario in questo periodo estivo. I nostri eventi si svolgono sia a livello nazionale che a livello internazionale. Siamo MC Event and Management, e quello di cui vi voglio parlare oggi, che siamo a Monaco, Monte Carlo, molto vicino alla zona dove prossimamente ci sarà un evento, l'8 luglio, saremo a Baiardo, è un paese molto bello, molto particolare, per il quale io ho formato tanti anni fa un gruppo che si chiama Quelli che amano Baiardo su Facebook, e in accordo con il sindaco e con altri personaggi della zona molto, molto conosciuti, abbiamo pensato di, arrivati ai 2000 utenti, ai 2000 followers, chiamiamoli così, abbiamo pensato di creare questa festa, di fare questa festa che con MC Event diciamo è nel suo. MC Event organizza feste, manifestazioni eccetera, e quindi faremo un bellissimo evento dove peraltro ci sarà anche una tappa di Miss Estate Italia, quindi un valore aggiunto per questa manifestazione che inizierà nel primo pomeriggio dell'8 luglio con una sfilata innanzitutto di borse e di oggetti, di mantelle di particolari estivi, poi ci sarà appunto la sfilata di queste miss, dopodiché ci sarà musica di tutti i generi, per tutti i gusti, perché inizieremo con del sax insieme alla sfilata, con un cantautore napoletano, con un cantautore genovese, un gruppo genovese, con un artista che interpreta molto bene Renato Zero, dopodiché avremo la pericena con un altro gruppo sempre movimentante, la festa, si andrà a cena nei 4 ristoranti di Baiardo, dove consiglio spassionatamente la prenotazione perché siamo già quasi al tutto esaurito, e dopodiché ci si ballerà. Dopo cena si andrà a ballare con il gruppo dei Testati, dove abbiamo dei personaggi validi che lavoravano con i ricchi e poveri, quindi avremo degli ottimi musicisti e sarà una bella festa. Riguardo la tappa di Miss Estate Italia, ci sarà una selezione per il quale poi la partecipante andrà al nostro altro evento di Cap Ferrà, di cui poi vi parleremo. Bene, quindi rimanete con noi, appuntamento da segnare l'8 di luglio a Baiardo. A domani per la nostra puntata, la nostra prossima puntata della Monte Carlo Fashion Week.